Eccoci qua. Allora, a lei passo non è la patata bollente, No. il pesce che è ancora crudo, che giace qui vicino. E dopo vediamo anche di parlare di alcuni piatti tipici. Ok. Ci racconti un attimo alcune preparazioni. Possiamo cominciare dalla renga, che siamo in periodo quaresimale, tra un po' inizierà e avrà l'apice È vero, il si giorno delle dimentica anche ceneri. questo, finita il Avrà carnevale, ormai si perdono Siamo ancora in il abbondanza, senso. no? Però dopo del periodo delle ceneri, che è il 5 di marzo quest'anno, che Concordia la fa da padrona un po' come una tradizione secolare, oserei dire, è una roba importantissima. Abbiamo la renga concordiese, che come prima Gigi ha spiegato da dove arriva, dopo noi la prepariamo in diverse modalità. Risolemine è un po' una filosofia, un pensiero di come si può preparare i piatti, di come si possono lavorare le pietanze. Per quello non è che sia una linea maestra. Abbiamo sempre la buona nonna, la buona massaia, che prendiamo sempre degli spunti, li aggiorniamo ai giorni nostri, cerchiamo di renderli più appetibili, cerchiamo di spiegare ai clienti ogni qualvolta vengono al ristorante il come, il perché si preparano, da dove arrivano. Possiamo quasi dire le persone che hanno preso quei prodotti, che li hanno alcuni allevati, alcuni prodotti addirittura, alcuni pescati. La ringa in questo momento qua è cruda, viene aperta, come si può vedere, se volendo alzare, se vuoi farlo, la puoi alzare col coltello e si apre anche a metà, è già aperta, basta che alzi un po' col coltello sulla questa qui. il mezzo lato, esatto. Si può vedere che è Opla. Vediamo ha una spina centrale con molte spine laterali, no? È proprio bella carica. Questa qua, una volta che viene aperta a mano, viene pulita, avete via alliscata una per una. Una volta preparato il filetto, viene passato o ai ferri, viene passato a vapore, ci sono bollita, vari sistemi. Una volta fatto questo passaggio, viene messa e conservata sott'olio. Sott'olio. L'olio che era immersa con anche alcune spezie, della cipolla, dell'aglio, dei peperoni, qualsiasi, quello che uno in casa poteva avere, con l'olio una volta c'era una ringa. Che Per una famiglia intera. A tocciare Praticamente non è che si mangiava la ringa era quello che dava sapore all'olio e faceva sì che con la polenta si tirasse avanti nei periodi d'inverno. Ma non veniva presa con un filo addirittura al centro del tavolo? Veniva presa con un filo e strofinata la polenta sulla ringa per dare un po' di sapore, e quello col sfregamento che veniva fatto, quella po' di aroma e quella po' di carne che rimaneva sulla polenta, e si mangiava la ringa. Ovviamente il capofamiglia, che era il più anziano, mangiava il filetto, e man mano che si scendeva d'età si mangiava sempre più polenta con l'olio. Dopodiché la ringa, una volta fatta in questo sistema e preparata, si può conservare tranquillamente sott'olio senza nessun problema, perché è già preparata all'origine, è già cotta, e perciò non ha una durata che si deve mangiare entro un breve termine. Dopo della ringa abbiamo anche il moscardino, come diceva Gigi, questi qua sono prodotti del mare di Caorle principalmente. Abbiamo il moscardino che è preparato anche, è già stato due sono crudi mi sembra e uno è aperto. Una cosa che possiamo dire un segreto, se vogliamo dirlo come segreto, viene abbattuto per renderlo friabile, morbido, altrimenti alcune persone quando lo comprano, lo acquistano, anche se fresco, possono dire, oh, Madonna che duro che è, diventa. Invece con una fase dell'abbattimento, che è una fase è viva, una capalunga è viva, sta uscendo, prodotto, tranquilla. Diciamo che questo prodotto qua dovremmo dire che è a chilometro zero, invece abbiamo fatto la strada, perciò... No, si stanno muovendo anche le cozze, cioè si stanno aprendo. Cioè le vongole sono reattive. Fresco a dir poco, ecco. E il moscardino viene abbattuto, che è una fase che si porta il prodotto a meno 40 gradi nell'arco di 4 ore, al nocciolo nell'arco delle 2 deve diventare a meno 40. Questa fase dell'abbattimento rende sì le carni più friabili, in maniera tale che dopo averlo abbattuto si può bollire, in questo caso viene bollito, tagliato a metà, condito con un po' di olio, del prezzemolo, un po' di sale e pepe. Ecco, quello che nel mio ristorante principalmente ci teniamo molto è non aggiungere troppe salse, oli importanti, carichi di sapori,
perché la nostra cultura prevede proprio che sia il pesce com'è, fresco, è per quello e quindi cucinato senza aggiungere o alterare i veri sapori che infatti il mi pesce sono ha. chiesta questo, perché vedevo che nell'area del veneziano venivano presentati molto minimal, con un filo d'olio, mentre in altre regioni d'Italia, Certo. quando vai a mangiare pesce, viene Un abbondantemente... po' anche per cultura proprio dei Queste pescatori. sono anche, scusa Alberto, queste sono anche le due differenze fondamentali che ci sono fra, non so, la nostra cucina e la cucina, non so, faccio un esempio qualsiasi per andare in giù, è siciliana, è molto più saporita quella siciliana, perché sono mari anche completamente diversi. I fondali del mare di Caore arrivano al massimo a 22, 25, 28 metri. Quando i pescatori di San Vito Lo Capo o di Trapani o di Messina o chi per esso va a pescare verso Lampedusa, che i posti là va giù a 2, 3, 400 metri di profondità, se non di più. Allora ecco che là si possono prendere i gamberi, quelli famosi rossi, i gamberi siciliani, eccetera, che sono meravigliosi, che arrivano su eventualmente in giornata. Qui da noi invece abbiamo le schille e i gamberei, che addirittura non solo stanno in mare, ma ritornando al concetto del territorio anfibio, pian piano risalgono il fiume e trovano la laguna, che è un ambiente salmastro, e questo è classico di Venezia e del Veneto. I gamberei, le schiette, i gamberei, il cefalo che risale lungo o all'inizio della foce dei fiumi, il Livenza, il Lemene, il Tagliamento, a Falconera. Falconera ha un posto famosissimo lì a Caole, dove c'è il Nicesoro o Lemene che sbocca al mare, che ha una buca, correggimi se sbaglio, che ha una buca di 16-17 metri di acqua corrente, dove i caorlotti si pescano i cefali per loro, però, e se li mangiano loro. Capito. Hanno una marcia in più. E hanno una marcia in più. E questi sono tutti i trucchi di un piccolo territorio che tutti quanti conosciamo da questo punto di vista qua, ma risalendo ancora lungo i fiumi si può arrivare fino alla trota del fiume Regana, ed è un pesce decisamente di fiume, non è solo un pesce di torrente, ma anche del fiume Regana, per non parlare dell'anguilla. Quindi sia c'è una dell'Ivenza cucina che è che completamente diversa da quelle di altre zone del territorio veneto, sempre per fare un esempio. Sì, diciamo che cioè, rispetto a Verona e a Vicenza noi siamo più appoggiati sulle sponde dell'Adriatico. Le due spiagge là davanti, che sono due spiagge anche molto importanti dal punto di vista numerico del turismo che fanno, hanno dietro un territorio che merita di essere conosciuto e visitato sia per i monumenti, sia per la cucina, sia per il turismo, per i viandanti del gusto, eccetera. Questo territorio anfibio fa sì che non so, noi facciamo il risotto con le rane. Sì, infatti qui stavo leggendo il risottin de rane, esatto, che questa è un'altra delle caratteristiche, e praticamente parla di valorizzazione della zona della terra, delle paludi, esatto, e contemporaneamente anche delle verdure del territorio. Certo, assolutamente. L'asparago di Bibione, come il moscardino di Caole è un IGP, come il lison classico, una volta chiamato Tokai, adesso il lison classico è un DOCG diventato, e così l'asparago di Bibione è un IGP. Non l'abbiamo portato via perché non è ancora stagione, però dai primi di aprile o quello che sarà in base alla stagione eccetera, non dico che può fare, no lo dico tranquillamente, fa tranquillamente concorrenza all'asparago di Bassano, all'asparago di Cimadolmo eccetera, perché nasce in terreni sabbiosi. Tra l'altro, tanto per fare un riferimento storico, ha dato modo alle famiglie italiane che abitavano in Istria quando sono state mandate via subito dopo la guerra, eccetera e via, i profughi esatto, di arrivare a Bibione e di avere degli appezzamenti di terreno, e ha dato modo loro di creare delle piccole imprese con cui sopravvivono, coltivando anche l'asparago, oltre che altri ortaggi, eccetera e via. Ma questo è classico di tutto il litorale veneto e veneziano. Lei mi insegna che a Venezia si diceva che era una città dove praticamente non si coltivava niente, però c'era sempre di tutto, e questo è il commercio. Non voglio dire che è proprio commercio, però la parola è lì. E qui stiamo vedendo delle splendide anche immagini del territorio, esatto, che quindi sono suggestive, sono toccanti, fanno vedere proprio terra e nel contempo mare, sì, laguna, queste zone qui. E i formaggi invece, chiedo...
I formaggi c'è vicino a Portogallo, c'è la frazione di Summaga con la sua abbazia benedettina del 1300 e anche quella, se la vediamo, al di là del campetto di calcio che è in parte dell'oratorio dei bambini e 2 case moderne eccetera, si capisce come venivano costruite una volta. I formaggi sono della latteria di Summaga, gestita da 2 quote rosa, come si suol dire adesso, la signora Cinzia, mi sfugge il nome della sua socia. Sono sempre produzioni locali. Sono produzioni locali. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo quello in piedi, quello grande la via, e un montaggio mezzano con cui loro vincono più di qualche premio anche da queste parti o dalle parti di Treviso quando vengono a fare. Eppure essendo il montaggio un formaggio, sì, esatto, un formaggio tipicamente friulano, però qui viene comunque riportato e nobilitato. Questo invece? Questo è un 1000 righe, è un misto caprino e vaccino leggermente acidulo. Poi abbiamo l'abattino di Summaga, questo qua, che è un erborinato, esatto, assomiglia a un brie un po' più consistente, con delle muffe nobili attorno, e poi quello morbido la via, i trevigiani questo non lo alzo perché è morbido. No, sì, i trevigiani hanno la casatella e noi abbiamo la summaghella che è molto vicina. E tanto per dirne una, qualcuno di noi in una delle varie rassegne organizzate attraverso Ascom, Confcommercio di Portogallo, eccetera, un gran galà che abbiamo fatto, eccetera, si è inventato un piatto un po' particolare, dall'idea della zuppa di pesce, del broetto del pesce, del cavolo, del bibione, dei casoni del cavolo del bibione, ci siamo inventati una zuppetta di gamberi innamorati di puntini summaghella. Caspita. Sì, non facciamo le cose a caso, ogni tanto vengono fuori queste cose, eccetera. Dopo, come tutte le cose della cucina, può piacere o non piacere. Noi sappiamo che la cucina è un'arte minore, non è un'arte maggiore, anche se Carlo Petrini... Eccolo qua che stiamo vedendo, la famosa preparazione di cui parlava prima, no? Che, sì, racconti. Sì, ecco, qua siamo in una tipica casa... Casone? No, questa è una casa anche un po' patrizia di Concordia, con il camino un po' alla Valesana dietro, e qui quella volta abbiamo lavorato, non so se era venuto giù il regista Gambacorta di Hit Parade a farci delle riprese, e abbiamo mostrato come si cura la ringa, perché, per cosa, in parte c'era il baccalà. Sa che fa venire una voglia di assaggiarla, che è incredibile. Poi la ringa è un piatto che va nobilitato con degli ingredienti laterali, cioè si può mangiare così in purezza, eccetera, però non so, nobilitata da uvetta e pinoli e dalla cipolla tipo in saor, esatto. Ed è un ristorante che la fa, un altro ristorante la fa avvolto tipo come se fosse un'acciuga con del peperone dentro. Le abbiamo viste le immagini prima. Un altro la fa con su un'insalatina di finocchi, quelli piccolini, crudi e leggermente agrumati, e messa sopra, che dà un po' di freschezza in bocca, perché comunque resta un po' sempre salata. Qui invece che preparazione vediamo? Qui stiamo preparando il baccalà alla concordiese, una serie di cuochi che stanno preparando il baccalà alla concordiese. Che è diverso dagli altri. Ma diciamo che di fondo, come dice un grande maestro della cucina veneta, che però adesso è a Milano, ed è Carlo Cracco, della ricetta del baccalà alla vicentina non si tocca niente, non si modifica niente, perché è perfetta così se viene fatta bene, chiaramente, ed è equilibrata così. Naturalmente là si lavora nel forno, noi lavoriamo sopra una pentola. Bisogna avere un poco fuoco, come si dice, tutte le lunghe cotture sono lunga cottura, pignata, coverta a pipar. Pian pianino, cioè puff, in modo che non andiamo oltre certe temperature. Grande pazienza, quindi. Torniamo dopo questi discorsi, adesso andiamo subito in pubblicità. Tra l'altro voglio ricordare che noi stiamo puntando al pesce, che è un po' una connotazione della zona, però tra i piatti, alcuni piatti tipici, ne menziono solo alcuni perché sono tantissimi, a parte l'arenga, il baccalà concordiese che abbiamo parlato, la gaina in saor, le verze soffegà con la luganega, il risotto con le rane, l'abbiamo
abbiamo detto, i risi con latte, che anche questo qua abbiamo il riso, avete scelto i carnaroli, ci direte perché, vovi e sparagi, l'uovo con le asparagi di cui avevo detto, il spezzatino con l'oca e con radicchio, il pan biscotto in brodo con masurine e funghi, e guance di maiale al refosco con polenta. E a proposito di refosco vedremo anche i vini, perché poi perché un abbinamento di vini magari ce lo raccontate, rognoni trifolati, sardoni in cassopipa, risi verze e fituai, risi e patate, subbiotti con la pasta del salame, ossi de porselle sadi con la salsa verde, minestre de bisatto, minusan, ma insomma ce ne sono tantissimi, trippe, poi la pinza, le schie, risi e bisi, veramente decine e decine di ricette che magari si dimenticano, si perdono e che qui sono valorizzate meglio. Pubblicità, poi torniamo insieme.